Inizia oggi l'ottobre missionario straordinario voluto dal Papa. Oggi veglia di preghiera presieduta da Francesco in diretta su Telepace 1. In diocesi questa sera la veglia dalle suore Clarisse di Levi. Don Salvator Bizimana amministrerà le parrocchie di Aveggio, Romaggi, Certenoli, Coreglia e Canevale. Desidero, ha detto, una comunità guidata dallo spirito nelle relazioni e nella gratuità. Nasce oggi a Genova il nuovo viadotto sul Polcevera, posato questa mattina il primo impalcato sulle pile 5 e 6. Alla cerimonia c'era il Presidente del Consiglio Conte, ricordate le vittime del Morandi. Questa mattina, sopralluogo dei tecnici ANAS alle Gallerie di Sant'Anna a Sestri Levante, il cantiere aprirà lunedì 7 ottobre. Decise con il sindaco le tempistiche per l'avvio dei lavori di riqualificazione. 11° anniversario per il Masci Tigullio, il gruppo ha festeggiato con il nuovo assistente ecclesiale Don Enrico Bacigalupo e con un gesto di solidarietà per il progetto Gemma. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Con oggi inizia il mese missionario. Il tema di riflessione proposto dal Papa quest'anno è battezzati e inviati. È un ottobre straordinario che coinvolgerà l'intero anno pastorale 2019-2020. Il Papa presiederà la veglia di preghiera oggi in Basilica Vaticana. Ci collegheremo in diretta a partire dalle 17:15 su Telepace 1 al canale 15. In diocesi invece questa sera alle 21 veglia missionaria al monastero delle Clarisse di Levi alla presenza del Vescovo. Ma torniamo con il primo servizio sul tema dell'ottobre missionario. Recuperare la vocazione missionaria della propria vita ricevuta come dono nel battesimo. Su questa ricerca si apre un tempo straordinario di missionarietà, indetto dal Papa per l'ottobre 2019 dal titolo Battezzati e inviati. Un percorso speciale di preghiera e riflessione che si intreccia con il Sinodo sull'Amazzonia in programma dal 6 al 27 ottobre. Perché mese missionario straordinario? Nella lettera al Cardinal Filoni, prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Francesco spiega che quest'anno ricorrono 100 anni dalla promulgazione della lettera apostolica Maximum Illud di Papa Benedetto XV. Scritta dopo la Prima Guerra Mondiale, affrontava la crisi culturale del periodo, un messaggio evangelico che invitava ad andare oltre i propri schemi per essere cittadini del mondo. Le parole di Benedetto XV sono attuali, ci vuol dire Francesco. Anche oggi tutti siamo chiamati ad una decisa assunzione di responsabilità di fronte ai problemi della società. Ecco perché ottobre è straordinario, un tempo per ridare slancio all'annuncio e risvegliare il dovere e la consapevolezza della missione nei luoghi e tra i popoli dove il messaggio di salvezza di Gesù ancora non è giunto. Non è solo una questione di cambiamento di atteggiamenti dal punto di vista etico, morale, ma innanzitutto e soprattutto un cambiamento di mentalità, di modo di vedere le cose, noi potremmo dire di vedere il mondo. Ed è per questo che forse mai come oggi dovremmo capire che la cristianità non è un qualche cosa di identitario che ha a che fare con una realtà territoriale come il vecchio continente, come l'Europa, ma davvero essere cristiani significa avere la capacità di guardare a quello che succede oltre la linea dell'orizzonte. Ricordiamo già che venerdì 18 ottobre alle ore 21 si terrà la veglia missionaria diocesana nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Questo mercoledì infine prende il via la nuova stagione di Missione Mondo condotta come sempre da Don Siriac Bigirimana. La prima puntata sarà dedicata al documentario di presentazione del mese missionario guidato da Padre Giulio Albanese che avete visto anche nel servizio. E un sacerdote di origini burundesi ha preso possesso nei giorni scorsi di 5 parrocchie della Fontana Buona, Aveggio, Certenoli, Romaggi, Canevale e Coreglia Ligure. Si tratta di Don Salvator Bizimana che torna in valle dove aveva già svolto servizio negli anni del seminario. Sentiamo. Un abbraccio corale con vecchi e nuovi parrocchiani, sacerdoti confratelli, amministratori locali. Don Salvator Bizimana, 49enne, sacerdote di origini burundesi, è stato accolto così nella parrocchia di Santa Maria Assunta a Certenoli. Ad accompagnarlo il vescovo Alberto Tanasini, che ha evidenziato le caratteristiche del sacerdote, capace di intessere relazioni forti. È capace di dialogo, di incontro, di occuparsi della gente, di intessere relazioni con loro, che mi sembra sia proprio quello che voi desiderate.
e non mancherà di esercitare questa sua capacità nell'ufficio di parroco. Una necessità sottolineata anche da Don Bizimana nel suo primo intervento pubblico. Desidero che ci lasciamo guidare dallo spirito nelle relazioni umane e nella gratuità. La gratuità anche, perché a volte noi oggi come oggi c'è niente di gratuità, tutti pensano agli interessi e quindi vorrei che queste comunità ci sia uno spazio alle qualità delle relazioni, alla gratuità nel servizio e soprattutto che siano comunità guidate dallo spirito, dalla parola di Dio, nelle celebrazioni dell'Eucaristia. Un grazie del tutto speciale ai fedeli sammargheritesi guidati dai loro parroci per l'affetto e l'amicizia che non si interrompe. Poi l'abbraccio alle nuove comunità di cui Don Salvatore diventa amministratore parrocchiale. Aveggio, Certenoli, Romaggi, Coreglia, Canevale. La parrocchia di Coreglia è una piccola comunità e come tutte le piccole comunità ha bisogno di attenzione. Di attenzione non è anche se i numeri sono quelli che sono, bisogna che comunque la vicinanza alle persone anziane deve essere fatta sentire. E ai giovani devono essere custoditi. Attirare i ragazzi, i bambini, perché saranno il domani della parrocchia, perché insomma noi siamo già un gruppo di persone che non siamo più giovanissime e abbiamo bisogno di persone giovani perché continuino a fare queste cose qua. Speriamo appunto che, dato le sue qualità, così di riuscire a coinvolgere anche di nuovo, di recuperare anche un pochino alcuni giovani che magari nel tempo si sono un po' allontanati dalla vita parrocchiale e nello stesso tempo interagire anche con le altre 4 parrocchie che fanno parte della nostra nuova zona pastorale. Noi siamo un paese piccolissimo, siamo poco più di 40, fortunatamente ci sono 6 bambini e poi la prevalenza sono persone adulte, siamo dislocati in un luogo abbastanza difficile da raggiungere, quindi la presenza del parroco è significativa. Auguro a Don Salvatore tanta pazienza, tanta voglia di andare avanti con noi e gli auguro veramente un buon lavoro. Ora andiamo a Genova, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. In mattinata infatti è stato posato il primo impalcato sulle pile 5 e 6 che in questi mesi sono state completate raggiungendo un'altezza di 40 metri. Alla cerimonia tra gli altri c'era il Presidente del Consiglio Conte, i dettagli nel servizio. Il primo pezzo dell'impalcato del nuovo viadotto del Polcevera è stato appoggiato sulle pile. Lo scrive in tarda mattinata il sindaco di Genova Marco Bucci. Nelle sue parole c'è la soddisfazione di un percorso che si va a poco completando. A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo collegamento. Alle 11:17 è stato posato il primo impalcato a 50 metri d'altezza. I primi 50 metri d'acciaio del nuovo ponte sono stati issati tra le pile 5 e 6, che in questi mesi sono cresciute fino ad arrivare ad oltre 40 metri di altezza. Questa è la prima delle 19 campate che costituiranno l'intera opera. Le operazioni, annunciate dal suono di una sirena, sono cominciate alla presenza del Premier Giuseppe Conte, del Ministro delle Infrastrutture Paolo De Micheli, del Sindaco Marco Bucci, del Presidente della Regione Toti, dell'architetto Piano che ha donato il disegno del viadotto, oltre alle imprese incaricate della ricostruzione. Genova è un simbolo di rinascita che si sta concretizzando, ha detto il Presidente del Consiglio, che ha aggiunto: non dimentichiamo i 43 morti, il progetto rappresenta il riscatto, ma ha incorporato il ricordo delle vittime. Ci sarà un monitoraggio costante per inaugurare secondo il cronoprogramma, conclude Conte. La fase di avanzamento consente di essere più precisi e i tempi sono confermati. Questa città, ha proseguito Giovanni Toti, non si è pianta addosso, si è rimboccata le maniche e ha ricostruito il suo futuro. Ogni singola persona che ha lavorato, ha aggiunto, ogni singolo cittadino che ha portato sulle spalle un pezzettino di questo disagio senza farsi piegare, sono la dimostrazione che l'Italia è un grande paese, che Genova è una grande città e che la Liguria ha grande tenacia. Al di là della cerimonia di stamattina, infine, i lavori proseguono 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel rispetto del cronoprogramma. Allerta meteo gialla per domani 2 ottobre, l'ha emanata l'ARPAL in previsione dell'arrivo di nuovi temporali. Vedete anche la grafica, l'allerta è in vigore dalla mezzanotte sino alle 14 di domani. Coinvolto tutto il Levante Ligure, la Val d'Aveto, Genova il suo entroterra e il Savonese, escluso solo l'estremo ponente. Per il nostro territorio sono interessati i bacini piccoli e medi. La nuvolosità che questa mattina è aumentata su gran parte della Liguria anticipa infatti l'arrivo di un fronte dalla Francia che fin dalle prime ore della notte provocherà precipitazioni diffuse in estensione da ponente verso levante.
Cambiamo tema e parliamo del Masci del Tigullio, il movimento adulti scout cattolici che ha festeggiato 11 anni. La festa è stata caratterizzata da un momento di preghiera e dalla cena condivisa con una finalità benefica. Una novità significativa di quest'anno è stata la nomina del nuovo assistente ecclesiale. Sentiamo. Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in ogni circostanza, per osservare la legge scout. Ha rinnovato le promesse scout dinanzi all'assistente regionale, benché l'incontro con questa esperienza fosse già avvenuto nel passato. Don Enrico Bacigalupo ha assunto l'incarico di assistente ecclesiale del Masci Tigullio in occasione della celebrazione dell'11° compleanno del gruppo. Un momento di gioia per tutto il sodalizio che si è radunato nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. Don Enrico è la ventata di novità più potente forse che è arrivata nel nostro gruppo, e lui era già stato scout, quindi non ha bisogno di avere nessuna imboccata per sapere cosa significa fare vita scout, e soprattutto, come diceva stasera nella predica, c'è sempre stata la parola magica nella sua vita che ha rubato un po' dallo scoutismo, che è servizio, e quindi è detto tutto, ha detto servizio, ha detto tutto. L'esperienza scout è il legame che unisce tutti i componenti del gruppo Masci, che ogni anno rinnovano questo incontro aperto dalla preghiera e dal ringraziamento al Signore e proseguito con la cena e un gesto di solidarietà. È un'esperienza che continua, un'esperienza sicuramente emozionante e anche entusiasmante, perché non è mai la stessa, si cambiano un po', cambiano le persone, cambiano le situazioni. Adesso questo nostro compleanno l'abbiamo legato anche al progetto Gemma, per cui raccogliamo i fondi dopo il nostro consueto minestrone, quindi siamo ancora più contenti che abbia avuto un esito così interessante. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Ci sono importanti novità che arrivano da Sesti Levante. Avvenire titola: si riparte da 30, Conte annuncia di aver trovato i miliardi per sterilizzare l'aumento dell'IVA e promette un bonus a gennaio fino a 475 euro per chi paga con le carte. Varato l'aggiornamento del DEF, il documento economico finanziario, deficit al 2,24%, saranno emessi titoli verdi per lo sviluppo. E poi si discute di una nuova norma che dia il voto ai sedicenni, dicono sì il leader del Movimento 5 Stelle, PD, Conte e le ACLI. La fotonotizia riguarda il motu proprio di Papa Francesco: silenzio, parla la parola. Il Papa istituisce una domenica dedicata a una festa per celebrarla, che nel 2020 sarà celebrata il 26 di gennaio. Associazione in allarme per non penalizzare l'affido, dal forum l'appello a valorizzare le esperienze positive delle famiglie. E poi ancora, tra Popolari e Verdi, provi di coalizione in Austria dopo le elezioni che hanno dato definitivamente un colpo di grazia alla estrema destra. E poi shock in Nigeria, donne violentate e bambini venduti. All'interno di Avvenire, cittadinanza ai figli stranieri, la proposta divide ancora in Italia. Lo Ius Culture prenderà l'iter in Parlamento giovedì. Di Maio non è una priorità, il ministro dell'istruzione invece: io sono favorevole, distingo anche nel PD. Del Rio, no a forzature. Siamo sul secolo XIX, la manovra di Conte, l'IVA non sale, dalla lotta all'evasione 7 miliardi di euro. Il commento di Stefano Lepri: buoni propositi ma obiettivi troppo modesti. Olga D'Antona: non ci sta, ingiusto dare il reddito a chi ha ucciso Massimo, appunto ricorderete Massimo D'Antona, ucciso dalle Brigate Rosse. E poi ancora, sempre sul secolo XIX, vacanze a Portofino per Steven Spielberg e Bruce Springsteen. E si parla anche naturalmente del nostro territorio, Chiavari a Rimini con un tris di grandi eventi. E poi c'è lo sport con la Virtus Entella, il doppio ex Eramo, la mia Entella farà tremare anche il Crotone. Su fronte Genoa e Sampdoria, Genoa-Milan, ultima spiaggia per Andreazzoli, contatti con Gattuso, la panchina del Grifone è in bilico. E poi vendita Sampdoria, ora Vialli chiede tempo a Ferrero. Ancora dalla prima pagina del secolo XIX, Genova scopre il nuovo ponte, oggi innalzati i primi 50 metri.
E da Sesti Levante, Renari, partono i lavori sulla costa, maxi ripascimento e nuova scogliera. Andiamo a vedere all'interno del secolo XIX in programma, oltre al ripascimento, la prosecuzione della scogliera, fondi della regione per nuovi progetti di ripristino a Borgo Renà, ma da Via Fieschi arrivano anche 93.000 euro per Portobello. E ancora da Sesti Levante, felice di tornare qui dove iniziò tutto, Mattea Fo racconta Mistero Buffo 50, la nipote di Fo e Rame e l'anniversario della prima assoluta. Mario Pirovano è l'erede artistico dei nonni, l'unico formato da loro. Doppio appuntamento a Palazzo Fasce e all'Ariston. Un flash di cronaca lo troviamo sul sito teleradiopace.com, ci porta a Lavagna. I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi nel porto lavagnese per spegnere un incendio che ha interessato un'imbarcazione in rimessaggio. Ora andiamo in redazione, come avete visto anche dai titoli, questa mattina c'è stato un sopralluogo dell'ANAS per parlare dei lavori alle Gallerie di Sant'Anna. È appena rientrato Andrea Capitani che ce ne parla dalla redazione. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Sì, infatti si è concluso veramente pochi minuti fa il tavolo, la riunione tra i tecnici di ANAS e il sindaco di Sesti Levante Valentina Ghio. Sul tavolo appunto la chiusura delle gallerie previste per la riqualificazione della struttura e anche del versante. I lavori, i cantieri inizieranno lunedì prossimo, lunedì 7 di ottobre, verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo che comprenderà l'intera lunghezza delle gallerie. Ci sarà quindi un semaforo all'imbocco, all'altezza del Cigno, siamo nel comune di Lavagna, e un altro semaforo all'uscita delle gallerie all'inizio del comune di Sesti Levante. Due i cantieri che inizialmente prenderanno il via. Il primo, appunto il 7, riguarderà la riqualificazione interna delle strutture delle gallerie. Il lunedì successivo, il 14, andrà a iniziare la messa in sicurezza del versante con la posa delle reti paramassi. Ovviamente ci saranno disagi al traffico e questo è stato uno dei temi messi sul tavolo, e a questo proposito sentiamo cosa ci ha risposto il sindaco Valentina Ghio. Tra le altre cose che sono state annunciate, la partenza, l'avvio della gara di appalto anche per il terzo lotto di questo intervento, ovvero la difesa a mare, la posa della massicciata che dovrebbe difendere le gallerie dalle mareggiate. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco in merito alla viabilità e la linea poi torna allo studio. Verrà appunto istituito questo senso unico alternato con semaforo. Inizialmente partirà dall'inizio, più o meno dall'inizio delle gallerie da Sesti Levante e fino alla zona dove è il Cigno, diciamo, a Cavi. Poi il cantiere si sposterà, avrà anche degli spostamenti e di conseguenza il semaforo con l'evoluzione delle lavorazioni. Verrà rispettata la tempistica. Oggi è stato fatto un sopralluogo con la Polizia Municipale in modo da cercare di fluidificare e ridurre il meno possibile le code. Io ho sentito anche l'azienda trasporti ATP per chiedergli di monitorare l'andamento della prima settimana di senso unico alternato e quindi verificare se sono necessarie, e lo dico soprattutto ai fini della scuola, della scolastica, ritarature degli orari degli autobus. Contestualmente scriverò ai presidi nei prossimi giorni, prima dell'avvio del cantiere, per informarli del lavoro, che comunque è un lavoro richiesto e molto importante per la sicurezza di tutti quelli che passano dalle gallerie, e quindi per informarli anche di possibili disagi che questo lavoro può creare. Nell'ordinanza c'è il divieto di transito per pedoni e per i ciclisti. La cosa ha suscitato le proteste delle parti delle associazioni. C'è margine di trattativa su questo? Ma io ho chiesto, è stata una delle domande che ho fatto, chiedendo ragioni e chiedendo la possibilità di introdurre sistemi che consentano questa transitabilità. ANAS mi ha risposto che ci sono ragioni di sicurezza che rendono complesso questo intervento e che causerebbero comunque tempi molto dilatati rispetto alla fluidità del percorso. Ad ogni modo
io scriverò ufficialmente sia ad ANAS regionale che insomma ai responsabili del cantiere, riponendo la questione in via formale e chiedendo possibili soluzioni, anche magari eventuali accordi che ANAS potrebbe prendere con Ferrovie per garantire una percorribilità alternativa alle biciclette. Con oggi ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia Municipale di Rapallo. Si tratta di Fabio Lanata, che ha ricevuto gli auguri di buon lavoro da parte del sindaco a nome di tutta l'amministrazione comunale. Il neocomandante ha maturato una competenza e preparazione nei lunghi anni di servizio nel comando della Polizia Locale Rapallese e prima ancora in quello di Genova. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.